Il bianco è un giocatore da 1900 punti e sfida un giocatore da 2500 punti, un grande maestro che gli imposta la difesa francese. Ti ricordo che su mattoscacco.com trovi il corso completo su questa potentissima difesa. Cavallo F6 e guarda, ti faccio vedere come il bianco cerca comunque di giocare in maniera solida, ma nel giro di poco tempo andrà a perdere un pedone decisivo. Guarda come arriva subito l'attacco sui pedoni centrali da parte del nero che gioca con estrema maestria su questa difesa e veramente nel giro di poco tempo la situazione scivola di controllo. Guarda i pezzi del nero come iniziano e del bianco iniziano a essere un pochettino un po' scordinati, un po' troppo fuori e qui arriva l'attacco sulla torre e quindi eventuale attacco a ragi X su B2. Alfiere di 3 per evitare che la torre perda il contatto con B2. Alfiere in H4 inchiodando questo cavallo, ma l'idea non è solo quella di inchiodare, è di dare l'alfiere sul cavallo poiché il cavallo è uno dei controllori di D4, dopodiché potrà cadere il pedone. Alfiere in E2 in realtà non era questa la difesa migliore. Qui si rende subito conto il bianco che in realtà non c'è granché da fare. Ovviamente non si può catturare con l'alfiere, altrimenti si perde il contatto sul cavallo. Iniziano a sdoppiarsi i pedoni dell'arrocco, bruttissima posizione. E dopo che viene scacciato il cavallo, sicuramente questo pedone può già cadere, ma il nero non si accontenta del pedone, ma gioca donna in C7, batteria devastante di alfiere donna su H2 e qui F4, una delle poche soluzioni, ma dopo H6 il grande maestro non dà tregua a questo giocatore che non riesce a giocare, alfiere H4, arriva G5, non si può catturare il pedone altrimenti arriva sempre il matto e quindi alfiere G3, ma dopo alfiere G3 pedone persi minaccia all'alfiere, qui l'alfiere se ne deve andare via altrimenti è perso, alfiere in H4, ma dopo F3 arriva nuovamente la minaccia di matto con minaccia su altro pezzo e la situazione è scappata via di mano. Quindi avete visto come un giocatore forte non ti dà modo di giocare, non ti dà spazio e punisce ogni piccola imprecisione.